Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa del Rally della Marca, 41esima edizione del rally e terzo rally di Marca storico e molto importante per la nostra regione perché è un evento sportivo sentito sia nella Pedemontana trevigiana ma in tutta la regione, e qui abbiamo anche con noi l'assessore Bottacin che poi ci confermerà quanto effettivamente il rally come sport è sentito nel nostro territorio. Qui con noi c'è il vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, Gian Domenico Basso e tutta l'organizzazione che poi interverrà e parlerà e ci racconterà nei dettagli tutto il discorso del Rally della Marca, un evento che porta molti automobilisti a conoscere sempre meglio la nostra regione, la regione Veneto, che comunque portano anche un indotto per tutte le strutture ricettive, ristorative, e quindi poi fanno conoscere anche il paesaggio e i percorsi anche a livello nazionale, quindi sicuramente questo è un evento che dà lustro e visibilità alla nostra regione e anche a tutto quello che poi concerne e si collega a livello turistico e sportivo del Veneto. Ecco, io adesso lancerei un veloce video del rally prima di cedere la parola ai vari interventi. Grazie. Dalle caratteristiche uniche, perché quel che accade al Rally della Marca, segnatamente nell'atto conclusivo del rally, quando i primi equipaggi usciti dall'ultimo controllo stop si dirigono al bivio di Cavaso del Tomba per raggiungere l'arrivo della gara a Valdobbiadene, questo... Signore e signori, il podio del 40esimo Rally della Marca è già partito, il Prosecco! Grazie, ecco allora quindi un rally che vede protagonisti i comuni Montebelluna e Valdobbiadene per la partenza arriva a Montebelluna, ma anche Valdobbiadene è poi presente con la prova speciale del Monte Gisen, ma poi ci saranno anche le prove speciali del Col Mostacin, del Monte Tomba e anche di Scorzè. Io qui inviterei l'assessore regionale Bottacin che ci porta anche lui un suo saluto e una sua anche testimonianza da pilota del rally, e se non sbaglio insomma che pilota che ha anche partecipato a questa manifestazione, quindi lo invito qui ad accomodarsi per fare un saluto. Grazie Assessore per la sua presenza. Beh sì, è con piacere che sono qua oggi, saluto tutti i presenti naturalmente, grazie al consigliere Razzolini che ha organizzato questo momento, credo sia doveroso. Sì, effettivamente ho partecipato tante volte al Rally della Marca, la prima volta nell'89, ne parlavo prima con Gian Domenico Basso, ormai sono passati 36 anni, quindi il tempo passa, ma poi anche ho visto con piacere la partenza a Montebelluna, ho partecipato anche al primo Rally in Montebelluna nel 93, il numero 6 sulle portiere, un Peugeot 309 gruppo A, non arriviamo tanto bene, ma insomma fa parte dei giochi, ecco. E quindi il legame con il Marca c'è da tempo, peraltro in alcune edizioni negli ultimi anni ho fatto anche l'apripista zero e quindi c'è un legame forte. Al di là della passione però vorrei ricordare che quando ero presidente dell'ACI Belluno, ma vale un po' anche nelle altre province, anzi sicuramente in provincia di Treviso, avevo fatto una verifica sull'indotto che portano queste manifestazioni sul territorio. È già stato ricordato, no? Si riempiono gli alberghi, si riempiono i ristoranti, ma anche a livello comunicativo è uno strumento di promozione importante, perché se è pur vero che è destinato prevalentemente agli appassionati, arriva veramente oltre i confini non solo della provincia di Treviso, non solo dei confini del Veneto, ma anche dei confini dell'Italia. Quindi
se qualcuno lo vede come una nicchia, ma è una nicchia che però si estende veramente al di fuori dei confini. Quindi sono manifestazioni particolarmente importanti. Il mio plauso va agli organizzatori, perché organizzare manifestazioni di questo tipo è sempre più complesso dal punto di vista dei permessi e della sicurezza. Basti pensare che solo l'assicurazione costa decine di migliaia di euro, mi pare, no? Che Sara abbia detto 29.000 euro. 25, ecco, insomma, stiamo parlando solo per l'assicurazione, poi si mettono in gioco apprestamenti di sicurezza che non hanno uguali per altre manifestazioni, come è giusto anche che sia, per carità. Quindi il plauso va agli organizzatori che, nonostante la complessità del percorso, sono sempre determinati nel voler portare a termine queste manifestazioni. Un plauso anche ai piloti che vi partecipano, e al Marca generalmente, insomma, c'è una grande attenzione. Un ringraziamento ai sindaci che hanno la sensibilità di capire appunto che i rally sono parte integrante della nostra storia, visto e considerato che, insomma, il Veneto ha fatto la storia dei rally. Vengono sempre citati gli unici 2 veneti che hanno vinto almeno un campionato del mondo, anche se Sandro Munari l'ha vinto quando ancora non si chiamava campionato del mondo. Michi Biasion ne ha 22, però vorrei ricordare che ci sono stati tutta una serie di altri piloti. Guardo il sindaco di Valdobbiadene, viene subito il nome di Toni Fassina, per dire, no, ma lì vicino c'era l'Atletico Vudafieri, le sfide fra i 2, il resto non esisteva, cioè era tutto Veneto. Ma poi dopo Gian Domenico Basso, 4 campionati italiani, e sottolineo 2 europei, 4 italiani. Sottolineo, da assessore all'ambiente, uno vinto con una vettura GPL per la prima volta nella storia, che messa così uno non ci pensa, ma doveva portarsi 70 kg dietro di impianto a gas quella volta, e l'ha vinto lo stesso, anche se poi Budoia, un giornalista, ha scritto un articolaccio dicendo che io non capivo un tubo, perché non è vero che aveva fatto tutte le gare con la macchina GPL. Lo so anch'io, però voglio dire, era un dato oggettivamente storico. Lui ci è riuscito, come è riuscito in imprese importanti. Anche lui veneto, trevigiano, e potrei continuare, ne ho dimenticati di autorevolissimi. Mi scuserò se qualcuno ovviamente potrà dire che ho dimenticato qualcuno, ma veramente l'elenco sarebbe troppo lungo, perché la storia dei rally è passata e passa per il Veneto, quindi è evidente che l'attenzione deve essere massima. Capisco il disagio dei cittadini, però capita una volta all'anno e, ripeto, ha una valenza assolutamente importante, quindi un po' di pazienza per un giorno, però la valenza che hanno queste manifestazioni, l'impegno che ci mettono gli organizzatori, credo vada premiato, perché, ripeto, fa parte della nostra storia, della storia dello sport del Veneto. I rally assumono, hanno una pagina importantissima, visti i risultati che sono stati ottenuti, senza nulla togliere a tutti gli altri sport. Però i rally, la storia dei rally è il Veneto, e il Veneto è la storia dei rally. Grazie ancora per avermi consentito di portare il saluto. Grazie Assessore. Applauso all'Assessore Bottacin. Allora, visto che ormai manca poco, il 4 e il 5 aprile ci sarà il Rally della Marca, chiamo il Vice Sindaco di Montebelluna, Claudio Borgia, per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Porto ovviamente i saluti del Sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, che purtroppo non può essere qui perché abbiamo un'importante inaugurazione proprio a Montebelluna. Che dire, è veramente emozionante essere qui, e soprattutto ci riempie d'orgoglio ospitare il Rally della Marca. Ormai siamo alla 41esima edizione, è, diciamo, l'evento automobilistico più importante del nord-est, e quindi, insomma, vederlo a Montebelluna è sicuramente, come dicevo poc'anzi, fonte d'orgoglio per tutta l'amministrazione. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori, in primis Basso e soprattutto anche Silvan, perché diciamo che merito loro, insomma, ci hanno fatto questa bellissima proposta, ne abbiamo discusso, e insieme appunto al sindaco e all'assessore allo sport Marin abbiamo accolto questa proposta, perché per noi appunto era un'occasione più unica che rara. Ci tengo anche a salutare l'amico sindaco di Valdobbiadene Fregonese, Luciano Fregonese. Diciamo che, insomma, questa edizione riuscirà
a collegare, dico, permettetemi, due perle della marca trevigiana, una destra Piave, Montebelluna, e ovviamente la perla della sinistra Piave, Valdobbiadene, e quindi riusciremo a collegare, no, la destra alla sinistra Piave. Sarà un'edizione sicuramente importante, bellissima, abbiamo già tantissime prenotazioni, abbiamo discusso anche con insomma, i vari albergatori, e c'è veramente tanto fermento. So che venerdì chiuderanno le iscrizioni, ma probabilmente ci sarà una proroga, anche perché c'è tanta voglia di partecipare ad un evento che ormai, come dire, nel palcoscenico appunto della marca trevigiana della Regione Veneto è fondamentale. Partirà dalla nostra bellissima piazza pedonalizzata, ecco, e ci tengo, come dire, a partire da questo e a ringraziare il consigliere regionale Marzio Favero, già sindaco di Montebelluna, che ha avuto la visione della pedonalizzazione di quella piazza. Quando pochi ci credevano, lui per primo ci ha creduto più di tutti, e grazie a questa visione abbiamo la possibilità di ospitare eventi come questi. Io ho avuto la fortuna di far parte della giunta di Marzio Favero 2, nel senso che come sapete ha fatto 2 mandati, e so quanto impegno, quanta determinazione ci è voluto per realizzare quella piazza, ed è grazie appunto a quell'impegno che oggi possiamo dire che insomma Montebelluna darà la possibilità di vedere il Rally della Marca nella nostra bellissima città, e realtà assolutamente importante. Ci tengo anche a ricordare che c'è stata una sinergia ormai da qualche mese, siamo riusciti a anche dare un contributo importante, i nostri uffici si sono messi a disposizione con l'organizzazione, e quindi siamo pronti per riuscire a coniugare appunto lo sport, l'automobilismo, ma soprattutto con il turismo, perché Montebelluna e Valdobbiadene sono 2 città bellissime, un territorio fantastico, il Montello e ovviamente le colline UNESCO, per cui insomma diciamo che abbiamo la possibilità realmente di poter soprattutto agli spettatori dare un'immagine e una cartolina del nostro territorio, che poi si porteranno ovviamente con sé dappertutto. Per cui non posso che ringraziarli ancora, speriamo insomma che il tempo possa reggere, quindi che siano 2 bellissime giornate di sole, perché insomma ci auguriamo tantissimo pubblico, tantissimo spettacolo e tantissime automobili, insomma, che riescano poi a realizzare un bellissimo percorso. Grazie ancora al consigliere regionale Tommaso Razzolini per averci ospitato, per aver da sempre sostenuto il Rally della Marca, non solo a chiacchiere ma soprattutto nei fatti, e per cui insomma c'è stato tanto lavoro dietro, tanta sinergia. Ci auguriamo che questa 41esima edizione possa portare veramente tanto successo. Grazie ancora. Grazie al vice sindaco Borgi. Io vorrei anche ringraziare, perché me lo sono dimenticato prima, gli uffici della Regione Veneto e anche della provincia di Treviso, che si sono impegnati a fare in maniera che le cose potessero andare anche a buon fine, e quindi insomma anche loro si sono resi disponibili per aiutare l'organizzazione nella buona riuscita. Detto questo, chiamo qui il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, che oltre alle camminate oggi ci parlerà anche di auto e di rally. Grazie, buongiorno, ringrazio il consigliere Tommaso Razzolini per l'invito, per aver organizzato questa conferenza stampa. Saluto e ringrazio l'assessore Giampaolo Butacin, grande appassionato e grande sostenitore del Rally della Marca. Saluto il collega amico Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, e Gian Domenico Basso e tutto lo staff con i quali mi complimento anche quest'anno per l'organizzazione. Valdobbiadene ama il Rally della Marca, e c'è una grande tradizione che negli anni scorsi ha visto Valdobbiadene ospitare tutto l'evento, e questo ha permesso di crescere assieme, per cui le attività degli uffici comunali sono state molto importanti in questi anni, e oggi
diventa anche facile diciamo, organizzare dalla parte degli uffici comunali eventi come questi, perché questo lo voglio sottolineare, non è mai stato come certi eventi che ti vengono, no, calati dall'alto e ti vedono subire le cose. C'è stata grande pazienza negli anni e ha fatto crescere tutti anche a livello proprio professionale nell'organizzazione. E il Rally della Marca è uno degli eventi che sono organizzati in maniera molto molto seria, con dei costi, l'ha detto l'assessore, purtroppo per la sicurezza insomma ci sono dei costi importanti, ma quando c'è la passione e la serietà devo dire che anche il territorio apprezza e si affeziona allo sport in generale. Quindi Valdobbiadene davvero ama il Rally della Marca. I valdobbiadenesi sono anche quest'anno pronti ad ospitare non solo le squadre, ma tutti gli appassionati che verranno a visitarci. Ed è vero, l'abbiamo riscontrato negli ultimi anni, il dato di presenze, di notti dormite, diciamo, di attività delle strutture non solo ricettive ma anche ristorative è evidente, soprattutto l'anno scorso che abbiamo avuto un inizio di stagione primaverile un po' rilento causa maltempo, ma aprile con il Rally della Marca ha visto rilanciare il turismo, e questo è molto importante, perché si sa quando un evento, in particolar modo un evento sportivo, ha ricadute sul territorio, questo aiuta, no, ad appassionarsi a questo sport anche per chi non è appassionato. Devo dire che apprezzo anche la volontà di quest'anno di collegare, unire Montebelluna a Valdobbiadene, e io credo, parlo col vice sindaco, con l'amministrazione di Montebelluna, credo che per i prossimi anni potremo anche lavorare assieme per dare qualcosa di più, perché è vero che c'è una grande visibilità non solo nei 2 giorni, nei 3 giorni di evento agonistico, ma anche nei mesi successivi. Lo vediamo insomma nei mezzi di comunicazione nazionali, le foto, le bellissime foto che anche oggi vediamo, insomma, girano e questo aiuta a far conoscere il nostro territorio. Peraltro sì, Valdobbiadene e Montebelluna sono le due città principali, però i rally con le prove speciali interessano anche il comune di Miane, il comune di Monfumo, di Pederobba, di Cavaso del Tomba, di Maser, oltre che a Scorzè. Quindi davvero è il Rally della Marca, e quindi lavoriamo tutti assieme cercando di migliorarci, come abbiamo fatto in questo decennio, da quando conosco io, ma in realtà il Rally della Marca ha coinvolto Valdobbiadene da ben prima, ma io ho visto in questi anni una continua crescita da parte di tutti, e quindi approfittiamone, continuiamo a crescere assieme. Congratulazioni a tutti quanti e viva il Rally della Marca, e Valdobbiadene sarà ben lieta anche quest'anno di accogliere col sorriso e con la passione per lo sport tutti coloro che verranno a visitare le nostre terre. Grazie. Grazie al sindaco di Valdobbiadene, colgo anch'io l'auspicio di una maggiore collaborazione tra Montebelluna e Valdobbiadene per il prossimo anno, in maniera da aumentare la sinergia che fa sempre bene tra amministrazioni e tra comuni. Ora entriamo sempre più nel vivo del rally, chiamando qui l'addetto stampa Nicolò Budoia, che così entrerà e ci racconterà i dettagli della gara. Grazie consigliere, grazie all'assessore Bottacin, grazie ai sindaci del territorio e a tutti gli uffici che ci hanno permesso di essere qui a presentare la gara che il 4 e 5 aprile aprirà il Trofeo Italiano Rally. Una gara questa che fonda le sue radici nel 1983, è stato allora che la gara è stata organizzata la prima volta, una gara che nel tempo è entrata davvero nel tessuto connettivo, per così dire, della passione per il motorsport trevigiano, veneto e nazionale.
Quest'anno la gara si compone di un percorso cronometrato di 90,93 km per 9 prove speciali, 2 passaggi sulle prove del Monte Cesen e del Mostacin, 3 su quelle del Monte Tomba. La novità è la prova spettacolo d'apertura a Peseggia, nell'ex base missilistica. Prove speciali che si compongono e si caratterizzano per la grande selettività del percorso, partendo dalla prova del Mostacin che presenta un inizio ritmato, poi una parte centrale molto veloce, molto selettiva e quindi un fine prova piuttosto ritmato. Prova del Mostacin che ha per punto forse preferito dal pubblico la doppia inversione di centroprova. Lì il lavoro dell'organizzazione, come negli anni scorsi, ancora meglio degli anni scorsi, è stato quello di garantire a tutto il pubblico la possibilità di assistere in sicurezza all'evento, sicurezza per il pubblico e ovviamente per i concorrenti. La prova del Monte Cesen, quella che parte da Valdobbiadene per arrivare in territorio di Miane, la prova forse regina, anzi sicuramente la prova regina della Rally della Marca, 21 km e mezzo di prova speciale, un inizio estremamente veloce che piace a molti ma non a tutti, però è la caratteristica forse principale di quella prova speciale, perché poi la parte centrale della prova è molto pianeggiante e dove probabilmente si fa la differenza. L'ultima parte è in discesa, accompagna i concorrenti dal Monte Cesen verso il comune di Miane. Molto critica anche quella parte, perché deve essere necessaria molta perizia nella parte precedente per non andare in crisi con l'impianto frenante. L'ultima prova speciale del rally sarà la prova del Monte Tomba, di cui parleremo meglio fra poco. Non sarò io a parlarvene, perché c'è una persona che è assolutamente espertissima del Monte Tomba, però ha tutte le caratteristiche essenziali di quella prova, una prova che è diventata davvero il cuore pulsante della gara. La parte iniziale in salita ritmata e piuttosto scorrevole, la parte centrale molto veloce nel falsopiano del Tomba, passando accanto al sacrario della Prima Guerra Mondiale, il salto, il famosissimo salto del Monte Tomba, e poi la picchiata verso Cavaso del Tomba, ricca di tornanti, una strada molto stretta che obbliga alla precisione. La gara, l'ho già detto in apertura, apre il Trofeo Italiano Rally, una delle serie riconosciute e organizzate da Acisport, apre anche la Coppa Rally di Zona 5 e sarà valida anche per alcuni trofei organizzati dalle case di pneumatici. A me non resta che ringraziare ancora il consigliere Razzolini, l'assessore Bottacini e i sindaci del territorio per essere qui e per averci aiutato fin qui. Saremo aiutati anche durante la gara, una gara che parte, lo abbiamo detto, da Montebelluna nella serata di venerdì 4 aprile per arrivare nella piazza pedonalizzata nella serata di sabato 5 aprile. Grazie mille. Grazie. Adesso ultimo intervento, ma non ultimo come importanza, perché abbiamo ora un campione che è reduce nella prima vittoria stagionale qualche giorno fa del 48esimo rally il Ciocco e Valle del Serchio. Con noi Giandomenico Basso. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Ringrazio anch'io il consigliere Tommaso, l'assessore, i sindaci, le amministrazioni e la Regione Veneto, che ci ha permesso di essere qui oggi e di organizzare questa storica, bellissima gara. Come ben sapete, io sono un pilota da anni ormai. 2-3 anni fa ho avuto l'idea di far nostro, diciamo, il Rally della Marca, ecco, ma dettato dalla passione che mi hanno trasmesso i miei familiari e poi anche forse dalla vicinanza delle prove speciali, ecco. Ma è una gara che per me è importante perché? Per 2 cose: per la passione che abbiamo in famiglia, per me che corro in macchina, e perché è stata la mia prima gara. Finita male per me, come era finita male per Giampaolo, però
una grande passione che mi lega al territorio soprattutto e alla competizione. È una gara che tengo particolarmente perché è importante per il territorio, ma perché fin da piccolino andavo a vederla questa gara e quindi me ne sono innamorato. Credo che il lavoro che stiamo facendo tutti assieme, perché ok, sono l'organizzatore, ma se non avessi un gruppo dietro preparato e importante dei miei collaboratori non sarei qui a parlare. Ecco. È una gara complessa, particolare, importante perché, come abbiamo detto, fa parte di un campionato, di una serie organizzata da AC Sport e perché è, diciamo, sostenuta e appoggiata da amministrazioni, dalle regioni. Ecco. Come abbiamo detto, abbiamo bisogno di tutti voi perché ci impegna sia a livello umano, di risorse umane, c'è tanto volontariato, ci sono sponsor e, come abbiamo detto, è una gara che purtroppo a livello economico ci impegna particolarmente. A livello di sicurezza noi teniamo molto, ma sappiamo bene che il lavoro fatto dalla federazione da AC Sport sulla sicurezza non è secondo a nessuno. Anzi, devo dire che io ho la possibilità di girare gare del mondiale, gare dell'europeo, ci ho partecipato e la sicurezza che abbiamo noi in Italia è veramente al top. Ecco. Si sta continuando a lavorare, è una cosa su cui noi teniamo molto, per primo. E la seconda cosa, al di là dell'evento, della gara, dell'adrenalina, della competizione, quello che noi tutti teniamo a cuore è la promozione del territorio. Quindi stiamo cercando di legare sì una competizione importante, ma stiamo cercando di promuovere il territorio. E questo lo faccio anch'io quando sono a volte all'estero. Mi piace ricordare il territorio e poterlo promuovere. Come vedete stiamo lavorando molto, come ho detto, anche per ricordare molte località. Perché? Perché il nostro intento è quello di far innamorare i tifosi, i piloti, le famiglie, tutte le persone che vengono a vedere questa gara e far sì che sia uno stimolo per tornare a rivedere il nostro territorio, che è il Veneto, ecco, che per primo ne sono innamorato. Grazie. Grazie Giandomenico per la tua presentazione e anche testimonianza, e quindi io direi di fare una foto di gruppo a sto punto che abbiamo finito la conferenza stampa, tutti quanti insieme, che così poi veicoleremo anche alla stampa di tutto il team.